Allora siamo con Giovanni Matarozzi, il responsabile del percorso qui a Verola Nuova. Che percorso troveremo oggi? Beh, quest'anno, a confronto dell'anno scorso, c'è un fondo veramente bellissimo, perché non essendoci stata la pioggia, soprattutto in queste settimane, ha permesso al fondo di essere bello scorrevole. Diciamo che al pomeriggio si fa anche un po' di polvere, però stamattina sarà sicuramente bello scorrevole, battuto bene, e poi siamo riusciti ad aggiungere alcuni passaggi, diciamo, per renderla un po' più appetitosa per chi piace il single track. Tracciare i percorsi è sempre faticoso. Quanto tempo ci avete impiegato voi? Allora, abbiamo un po' lo spunto dell'anno scorso che ci ha facilitato, però abbiamo avuto innanzitutto, devo ringraziare i proprietari terrieri che ci lasciano transitare nelle loro proprietà. Abbiamo aggiunto dei pezzi per poter tracciare. Abbiamo impiegato gli ultimi 2 mesi a pulire un po' di passaggi, perché purtroppo Madre Natura ha fatto un po' di disastri col vento, ha rotto un po' di piante e abbiamo dovuto pulire, però ci siamo riusciti, dai. Non solo responsabile sul percorso, ma vedo anche un numero attaccato alla bici. Sì, diciamo un valore aggiunto, perché comunque per far divertire gli altri a divertirsi bisogna un po' praticare, ecco. Quindi siamo in parecchi che comunque ci prestiamo, tipo ieri abbiamo finito alle 6:30 di preparare e oggi ci cambiamo d'abito, perché abbiamo la fortuna di avere tanti ragazzi, definiamoli così, che si prestano bene a darci una mano, e oggi loro sono sul percorso e noi ci siamo cambiati d'abito e siamo qua. Allora in bocca al lupo per tutte e due le cose. Crepi il lupo e grazie a voi della partecipazione. Allora Matteo Cervati, dietro di te quasi 200 corridori pronti a partire. Che gara sarà oggi? Sarà una gara velocissima. Noi abbiamo cercato di fare un percorso molto più tecnico. Quando l'abbiamo preparato era bagnato, ma visto che negli ultimi 2 mesi non ha piovuto è diventato un ciclocross velocissimo. Quindi ci aspettiamo una gara molto, molto animata. Quanto impegno c'è dietro una gara come questa? Tantissimo, è come qualsiasi gara che viene organizzata in un certo modo. Siamo partiti già 3 mesi fa con la scelta del percorso per modificare, per dare agli atleti più opportunità di, diciamo così, di divertirsi con le rotte grasse. Quasi 200 partenti, un record. Un record per noi, è la 6ª edizione, finalmente abbiamo un riscontro anche negli atleti, perché a parte tutti gli anni passati tra neve, pioggia, grandine e brina eravamo 120-130, quest'anno finalmente siamo quasi a 200 atleti. Ringraziamo gli sponsor. Gli sponsor vanno sempre ringraziati, senza di loro non potremmo mai organizzare un evento del genere. Buona gara. Speriamo, grazie.
Dai, dai.
con Olga Camedda e Simona Cè, due tra le protagoniste, tra le 190 presenti quest'oggi a Vero alla Nuova per la seconda tappa dell'edizione numero 2 del Terre Bresciane XC. Allora partiamo da Olga Camedda, che è arrivata davanti a tutte le concorrenti di categoria in questo secondo appuntamento stagionale del circuito, un percorso quasi del tutto pianeggiante se non andiamo errati, che però non ha mancato di fare selezione fin dalle prime battute della gara. Sì, è stata una gara molto bella e diciamo che sono stata vicina alle due ragazze che avevo davanti a me, ci siamo scambiate un po' le posizioni e il percorso, appunto, nonostante fosse pianeggiante, era abbastanza duro perché bisognava fare molti rilanci con la bici, però tutto sommato mi è piaciuto molto e è stata una bella gara, mi sono divertita e organizzata molto bene. Grazie, allora una gara velocissima, evidentemente non poteva essere altrimenti, ci viene da dire anche dopo la tappa d'apertura di Scarpizzolo, una gara velocissima anche per te, Simona, oggi. Sì, anche oggi siamo partiti velocissimi, è stato sempre bello partire dal campo di cross perché comunque ci spezza le gambe già in partenza, però poi via si parte con testa bassa e gambe via fino alla fine. Tra l'altro quest'oggi il colpo d'occhio era notevole perché in poco meno di 200 al via. Sì, eravamo comunque in tanti e quindi è stata una bella battaglia, bello. Il circuito prosegue poi con la tappa di Gavardo il 28 di marzo, la quinta edizione della Tesio XC. Sì, esatto, a Gavardo, il mio paese di nascita, quindi che dire, speriamo di far bene e vi aspetto tutti a Gavardo in Tesio. Non lasciare troppi tranelli sul percorso per coloro che verranno a farti concorrenza in gara. Esatto, no, andrò a mettere, no scherzo, vi aspetto perché comunque il percorso è cambiato rispetto all'altro anno, l'anno scorso e ci sarà da divertirsi, vi aspetto. Al mio fianco i tre assoluti protagonisti di questa edizione della Vero alla Bike, Fabio Pasquali, Gabriele Tacchinardi e Luca Bonaiti, rispettivamente primo, secondo e terzo classificato, che fin dai primi colpi di pedale sono riusciti a mettersi alle spalle praticamente tutti gli altri 190 circa partenti di questa seconda tappa del circuito. Allora, ci avete provato, siete andati via fin dai primi colpi di pedale, fin dal giro di lancio? Sì, subito al giro di lancio siamo rimasti noi tre, c'era anche il mio compagno Grilli che dopo ha ceduto e siamo arrivati noi fino alla fine. Una buona corsa, al momento Fabio e Gabriele hanno qualcosina in più di me, mi accontento al momento del terzo posto. Un terzo posto che fa comunque onore, evidentemente il podio assoluto a questa edizione della Vero alla Bike. Allora andiamo con Gabriele Tacchinardi. Ci diceva Olga Camedda che era una gara comunque impegnativa, anche se interamente pianeggiante, perché è fatta di continui rilanci. Sì, è una gara comunque impegnativa, poi quando si prende a questi ritmi la gara è sempre impegnativa. È stata bella perché siamo riusciti ad andare via subito, ma poi abbiamo tenuto un ritmo altissimo per vedere chi ne aveva e alla fine comunque siamo arrivati insieme. La domanda è: vi siete messi d'accordo prima di partire per arrivare fino già al punto di partenza vero e proprio, fin dal crossodromo, per andare via voi, o è nata così? Ma diciamo che quando ci sono corridori che tirano, se si trova davanti alla partenza ci si dà una mano per uscire un po' dal gruppone, poi ognuno prova a fare la sua corsa e poi se si arriva in volata ce la giochiamo in volata, però diciamo, come diceva Gabriele, abbiamo tenuto un ritmo alto tutta la corsa e meglio giocarsela in 2 o in 3 che in 15, quindi se riusciamo a fare differenza all'inizio meglio. Un'altra gara con il sole, siamo a metà febbraio, il prossimo appuntamento del circuito il 28 di marzo a Gavardo vi vedrà presenti tutti e tre? Sì, io la faccio perché faccio il circuito, penso anche loro, dopo vediamo. E Gabriele, ci sarai anche a Gavardo? Io sono in forse, probabilmente sì, ma non ho ancora deciso. Allora sentiamo anche Luca cosa ci racconta per il prossimo appuntamento del circuito. Presentissimo. 2 su 3 li avremo anche al prossimo appuntamento del circuito il 28 di marzo a Gavardo per la Tesio XC. Grazie ragazzi, buona giornata. Con Matteo Cervati al termine delle premiazioni di questa lunga giornata, che però è stata davvero un successo perché erano poco meno di 200 questa mattina che si sono presentati a Vero alla Nuova, prima nel crossodromo che vediamo di fronte a noi e poi lungo il percorso che avevate predisposto per questa seconda tappa del Terre Bresciane XC. Sì, è stata una giornata stupenda sia al tempo sia agli iscritti, perché finalmente siamo riusciti ad avere un numero giusto per questo tipo di gara qua, 197 partenti. Avevamo preparato un percorso di
più duro rispetto all'anno scorso, soltanto che l'avevamo preparato quando c'era tutto bagnato, 2 mesi che non piove, si è compatta tutto, sembrava un'autostrada. Ma secondo quello che abbiamo potuto vedere in gara, per chiunque ci fosse stato davanti oggi, cioè per meglio dire, vista l'alta velocità che hanno impresso i battistrada, qualunque percorso li avesse preparato, loro non avrebbero praticamente incontrato difficoltà perché sono andati veramente a tutta fin dalle prime battute. Sì, una roba impressionante anche all'interno della pista dove abbiamo fatto fare il giro di lancio. Noi pensavamo che si sgranassero un po' di più, invece erano tutti compatti. Calcola che hanno fatto 30 km in poco più di un'ora, quindi sono andati velocissimi e non ce lo aspettavamo. Allora, comunque un successo per questa giornata per il vostro team, che adesso è atteso al varco anche in prova, perché il prossimo appuntamento tra un mese circa a Gavardo sarete senz'altro rappresentanti anche in quell'occasione. Sì, quest'anno siamo riusciti a ricompattare il gruppo della mountain bike e abbiamo 5 atleti che si sono iscritti al circuito. Quest'anno ci sarà anche il pedale verolese a rappresentare la squadra nel circuito e speriamo che vadano tutti bene, che non ci siano problemi. Dopo adesso vedremo i nostri prossimi appuntamenti, che adesso ci spostiamo dagli amatori ai paralimpici, che siamo lì e lì con la gara internazionale. Allora, da Verola Nuova è tutto, grazie a Matteo Cervati, grazie all'Avis Pedale Verolese, ancora una volta il prossimo appuntamento per il 28 di marzo a Gavardo per la Tesio XC 2020. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base all'antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever.
tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti.